immagini che ci ripropongono l'arrivo nel primo pomeriggio di Giovanni Paolo II. Siamo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Il Papa lo aveva raggiunto dopo un trasferimento a Roma Ciampino e quindi successivamente appunto da Ciampino a Ronchi dei Legionari. Come vedete queste immagini sono quanto mai eloquenti. La pioggia purtroppo si è riproposta più volte in questa giornata. Ad accogliere Giovanni Paolo II, naturalmente l'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Antonio Vitale Bonmarco. È sempre un momento importante, è un momento in cui il pontefice tocca il suolo della regione, delle diocesi che egli va ad incontrare. In questo caso parliamo appunto di regione. Ed è qui il Papa appunto che è stato accolto. Vedete, il primo saluto è di Bonmarco, dopo di lui il patriarca di Venezia, il cardinale Marco Cei, il presidente e le varie autorità. Abbiamo visto anche il ministro dei trasporti, l'onorevole Bernini, ma così via anche le altre autorità che come sempre vanno ad accogliere il pontefice nei suoi spostamenti in territorio italiano. Accanto alle autorità istituzionali di governo anche le autorità della regione, della provincia e della città di accoglienza. Sono momenti importanti nella vita religiosa, nella vita civile di queste terre. Infatti pochissimi sono i papi che hanno transitato e che qui soprattutto si sono fermati, e quindi ancor più un'occasione per ringraziare e per partecipare a questa visita di Giovanni Paolo II. Ecco, il Papa è salito sulla vettura coperta e quindi ha percorso successivamente quei 18 chilometri che dividono Ronchi dei Legionari dalla Basilica di Aquileia. Basilica seconda per importanza solo a San Pietro. In modo particolare esprimo viva gratitudine al signor Sindaco e al signor Ministro Carlo Bernini, rappresentante del governo italiano, che si sono fatti interpreti attenti dei vostri comuni sentimenti. Dirigo poi il mio fraterno pensiero al pastore di questa arcidiocesi di Gorizia, al carissimo Monsignor Antonio Bonmarco, ai presidi della regione qui intervenuti insieme col cardinale Marco Cei, presidente della conferenza episcopale triveneta. Sta per iniziare la solenne Eucaristia, presieduta da Giovanni Paolo II, all'inizio di questa visita pastorale, la 102esima in terra italiana, alla regione, alla Chiesa che è in Friuli Venezia Giulia. Le prime parole del Santo Padre nel suo saluto rivolto alla cittadinanza raccolta davanti alla Basilica di Aquileia sono state: pace a voi. Le parole del Cristo risorto. Già dalle prime battute il Santo Padre ha ricordato i motivi della sua visita. Sono venuto per confortare e incoraggiare la vostra comunità. Sono venuto per condividere l'ansia dell'annuncio missionario. Ma a questo punto desidererei lasciar parlare le immagini e anche il commento del canto introitale che dà inizio alla solenne Eucaristia.
Beatissimo Padre, a nome dell'eminentissimo Patriarca di Venezia, dei confratelli vescovi delle diocesi di Udine, Trieste, Pordenone, della Conferenza Episcopale Triveneta e degli altri eccellentissimi vescovi qui presenti, che hanno tutti un particolare legame con la Chiesa Madre di Aquileia, sono lieto di porgervi da questa meravigliosa Basilica Patriarcale il nostro più vivo grazie con il saluto più devoto e cordiale. Un atto di venerazione e d'amore le rivolgono santità tutti i consigli presbiterali e pastorali e le consulte dell'Apostolato dei Laici delle 4 diocesi del Friuli Venezia Giulia, qui radunati per testimoniare unità di intenti e cammino di comunione. Siamo giunti al momento della comunione, celebrazione che, ricordiamo, si colloca all'inizio di questa visita pastorale che Giovanni Paolo II concluderà domenica sera con una visita e una preghiera al Sacrario di Re di Puglio. Nel suo indirizzo di saluto, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Vitale Bonmarco, arcivescovo di Gorizia, ha voluto ricordare la visita lampo, se così la possiamo chiamare, di 20 anni fa, fatta dall'allora Paolo VI. E ha voluto ricordare come questa terra è una terra laboriosa, una terra dove gli uomini da sempre si sono dati da fare, anche in occasione dell'ultimo terremoto, il 6 maggio del 1976. Una terra però che ode anche il suono lugubre delle guerre e delle distruzioni. Siamo a pochi chilometri dal confine di un paese martoriato che certamente è nel cuore del Santo Padre, che certamente Giovanni Paolo II non mancherà in questa sua visita di richiamare. Ma Giovanni Paolo II ancora non ha avuto paura di dire che questa terra, questa gente deve avere il coraggio di promuovere un atteggiamento rispettoso e positivo verso le autonomie, le diverse etnie, con uno spirito universalistico ed aperto alla solidarietà. Il fatto stesso che le preghiere dei fedeli, per esempio, siano state lette in più lingue, in friulano, in sloveno, in italiano, in tedesco, è segno che la regione Friuli Venezia Giulia è un crocevia di popoli e il Papa a questi popoli ha lanciato il messaggio a lavorare insieme per l'unità. L'auto del Santo Padre che fra due ali di folla salutato sta entrando nella via che intrometterà nella piazza della Vittoria qui a Gorizia. Giovanni Paolo II è giunto in questa chiesa, in questa città. Sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Il sindaco di Gorizia saluta ora il Santo Padre a nome di tutta la città. Santità, è con vera emozione che mi accingo a porgerle il più caloroso e deferente saluto della Municipalità di Gorizia e della città tutta, che oggi accoglie il Vicario di Cristo con animo riconoscente in un giorno di piena e memorabile letizia. Complessa, spesso difficile, è stata la storia di questa città, chiamata dalla Divina Provvidenza ad una missione di equilibrio e di continuità religiosa e civile attraverso un'esperienza culturale unica in Europa, essendo essa erede fedele
di quel centro irradiatore del verbo cristiano che fu Aquileia. Il compito che la storia ha affidato a Gorizia nel solco della cristianità è stato ed è quello di rendersi tramite vitale e naturale tra terre e popoli diversi, di filtrare ed arricchirsi di influssi compositi, di ricostruire nella speranza e nella fede. Gorizia ha sempre visto nella continuità della presenza cristiana attraverso i secoli il simbolo della fiducia e della speranza. Gorizia gode fortunatamente di un clima sociale e civile equilibrato fra le ragioni della crescita e della conquista di maggiori livelli di benessere ed una qualità della vita dove trovano ancora posto i valori del rispetto umano, della solidarietà e dell'amore. Con questi sentimenti rivolgo il saluto riconoscente di Gorizia al sommo pastore di Cristo, portatore di grazia e di speranza in una giornata di gioia e di letizia che resterà per sempre nei nostri cuori. Carissimi fratelli e sorelle, sono grato al signor Sindaco per le cortesi parole che ha voluto rivolgermi a nome anche della comunità cittadina in questo mio primo incontro con Gorizia. Gorizia, situata all'incrocio di correnti di pensiero, di attività e di molteplici iniziative, sembra rivestire una singolare missione, quella di essere la porta dell'Italia che pone in comunicazione il mondo latino con quello slavo, porta aperta sull'est europeo e sull'Europa centrale. Abitanti di Gorizia e della terra attraversata dal suggestivo fiume Isonzo, aprite lo spirito all'annuncio della pace di Cristo risorto. Non cedete ai richiami di una certa cultura oggi apparentemente dominante. Se il Signore non custodisce la città, ci ricorda il salmista, invano veglia il custode. Nessun ostacolo è invece insormontabile per chi ha Dio come guida e difensore. Sia questa la certezza posta a base di ogni vostro sforzo per dare soluzione ai problemi che quotidianamente incontrate. Gorizia e la provincia necessitano di nuove prospettive di sviluppo. Gorizia, tu conosci il valore della cooperazione, del dialogo, dei passi solidali per realizzare un vero ed integrale progresso. Sappi trarre frutto della tua sperimentata saggezza. Il Dio protegga te e i tuoi abitanti. Ti assistano anche la Vergine Maria ed i santi che hanno trasmesso ai tuoi figli la fede lungo i secoli della tua storia. Anche io ti benedico di cuore, con un particolare pensiero per le giovani generazioni, da cui dipende l'avvenire dell'intera comunità cittadina. Ed ora si dirige a salutare gli ammalati. Per loro ha sempre una parola di conforto, una carezza, una benedizione, un saluto.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore risorto sia con voi. E con il tuo spirito. Mir Christusa stalego bodis vami. Sono felice di darvi il benvenuto, anche a nome di Monsignor Metod Piri, vescovo della confinante diocesi di Koper, Capodistria, che è qui con molti dei suoi fedeli, e di Monsignor Vital Comenayao, vescovo di Boaché, nella cui diocesi operano i nostri missionari. Santità, siamo una piccola diocesi che ha ereditato da Aquileia non solo la dottrina, la missionarietà e i tesori d'arte, ma anche la passione e la sofferenza, per cui, come Aquileia nei primi secoli, così Gorizia in questo secolo ha conosciuto guerre, deportazioni, mutilazioni. Abbiamo dinanzi un cammino difficile, anche per reciproche diffidenze, ma che deve essere aperto verso la comunione. Gorizia, ed è questa la sua vocazione, per vari secoli ha saputo far convivere nel proprio seno, in buona armonia, popoli e culture. Anche da noi i valori veri sono compromessi, il grave problema della denatalità, lo sfaldamento della famiglia, la corsa verso il benessere solo materiale e una diffusa indifferenza religiosa con manifestazioni di disimpegno e di abbandono. Abbiamo bisogno, Padre Santo, di essere stimolati a conoscere meglio i principi fondamentali della nostra fede, ad aderire con più entusiasmo a Cristo risorto e a sviluppare nel suo nome quella carità operosa sulla quale saremo ricompensati. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Lui solo, assolutamente giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da allora, in chi liberamente lo accoglie, il Cristo non cessa di operare con la forza consolatrice del suo Spirito. Apriamo, carissimi, il cuore alla potenza del suo amore. Cristo è la nostra pace, è Lui che dà solidità all'impegno spirituale e vigore all'azione della Chiesa, sacramento di grazia e di comunione tra gli uomini. La vostra diocesi di Gorizia non è forse chiamata ad approfondire maggiormente la propria missione in questo particolare momento storico, posta all'incrocio di molteplici popoli e tradizioni. Gorizia ha la singolare vocazione di essere segno visibile di unità e di dialogo, città di frontiera. E la frontiera, si sa, può facilitare la tolleranza, la comprensione, l'accoglienza, ma può anche indurre alla chiusura ed al rifiuto dell'altro.
l'ascolto attento della parola divina, la pratica fraterna della vita ecclesiale vi aiuteranno senz'altro a superare ogni ostacolo che porta alla separazione, al non rispetto dell'altro, alla contrapposizione, alla chiusura del cuore dinanzi ai bisogni dei fratelli. Con questo auspicio, avvalorato da un particolare ricordo nella preghiera, sono lieto di salutare tutti voi. Saluto anzitutto il vostro pastore, arcivescovo, carissimo Monsignor Antonio Vitale Bonmarco. Saluto tutti i vescovi qui presenti. Saluto poi i presbiteri, i religiosi e le religiose, i rappresentanti dai vari movimenti ed associazioni ecclesiali. Con deferenza mi rivolgo alle autorità politiche, amministrative e militari che hanno voluto prendere parte alla nostra assemblea liturgica. Penso soprattutto alle famiglie che rappresentano il luogo privilegiato per educare i giovani. La famiglia è insostituibile per un progetto di crescita umana e spirituale della società. È la culla dove si sviluppano il dono della vita, la prima socializzazione, la fondamentale educazione ai valori, è il luogo per la crescita armoniosa della affettività, della solidarietà, della socialità, del dialogo con le culture diverse e della tolleranza. Bisogna riaccendere nel cuore dei cristiani la stima per i valori dell'amore fedele e fecondo. Ed ecco, potete vedere come le nostre immagini dimostrano che vengono portati in processione il pane e il vino. Dietro vi è un quadro sbalzato in rame che raffigura una Madonna di rosa mistica. Subito dietro a questo quadro vi è un quadro invece che rappresenta una Madonna in pizzo della scuola Merletti. Viene portato all'altare anche una botticella contenente il vino della pace. Viene anche offerta una busta contenente un'offerta di 100 milioni di lire, un'offerta che la diocesi fa per la carità del Santo Padre, e una busta della quale abbiamo già letto il contenuto prima, offerta dal Centro Missionario Diocesano di Gorizia, dove si richiamano alcuni segni che vengono deposti idealmente nelle mani del Santo Padre, che vengono inviate a tutte quelle chiese sparse nel mondo con le quali la diocesi di Gorizia ha aperto un gemellaggio, una per tutte, i 4 Vangeli e gli Atti degli Apostoli, in lingua baule, stampati in 15.000 copie e donati alle diocesi appunto sorelle di Bouache e Yamoussoukro in Costa d'Avorio.
nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Le immagini ci propongono ancora il Santo Padre che distribuisce la comunione ad alcuni fedeli che sono stati scelti per questa possibilità di ricevere Gesù Eucaristia dalle stesse mani del Santo Padre. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Ed ecco l'applauso, ecco il Santo Padre che fa il suo ingresso. È un'esplosione di gioia. Il Vescovo di Roma, al quale è affidata la sollecitudine di tutte le chiese del mondo, è qui. Ed eccolo, davanti alla venerata icona della Madonna di Monte Santo. Uniamoci ora alla preghiera del Papa. Il Dio della pace, Padre del nostro Signore, risorto per noi, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, i nostri cuori questa sera sono colmi di gioia, perché da fratelli in Cristo siamo giunti ai piedi di Sua e nostra Madre, la Vergine Maria. Mai si è sentito dire che lei, piena di grazia, non ascolti chi la glorifica e la invoca. Davanti all'icona della Madonna di Monte Santo, venerata da secoli in queste terre, umilmente chiediamo di dirigere i nostri pensieri e le nostre preghiere affinché giungano all'altare dell'Altissimo per mezzo di suo Figlio, uniti nello Spirito Santo. Nel tempo in cui ricordiamo la gloriosa risurrezione di Cristo Signore, preghiamo il Padre per le nostre famiglie, per la famiglia ecclesiale e per la famiglia che è la Chiesa universale. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi che, implorando assiduamente la sua materna intercessione, possiamo godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Primo mistero, l'Annunciazione. Nel grembo virginale di Maria, la parola vivente del Padre si è incarnata per manifestare la misericordia di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. Entrando da lei, l'angelo disse: Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Il banchetto familiare. Marino posredovanje, nudi novoporočencima u Kani Galilejski dar ljubezni. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla Beata Vergine, orante con gli Apostoli nel cenacolo, fa che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra Madre, per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il dono della tua consolazione, il lieto annunzio della salvezza, per Cristo nostro Signore. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami, particolarmente ai popoli e a noi vicini, la pace tanto desiderata e invocata, perché tutti formiamo una sola famiglia, unita nel vincolo della carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Partecipiamo con le immagini a questa marea di folla che veramente ha voluto darsi appuntamento con Giovanni Paolo II. Tra qualche istante quindi Giovanni Paolo II si incontrerà con i giovani.
segni nuovi oggi nascono già e c'è più sole nelle nostre città. Il mondo unito splende qui fra di noi, è un ideale che la storia farà, un ideale che storia si fa. E segni nuovi oggi nascono già e c'è più sole nelle nostre città. Il mondo unito splende qui fra di noi, è un ideale che la storia farà, un ideale che storia si fa. Vedo cambiare le cose che stanno attorno, volare muri e barriere fin dal profondo. Vedo gente che vive la vita. Vedo in alto un cielo chiaro e segni nuovi oggi nascono già e c'è più sole nelle nostre città. Il mondo unito splende qui fra di noi, è un ideale che la storia farà, un ideale che storia si fa. Ormai non è così strano sentir parlare in una casa comune dove abitare e l'amore tra noi lo farà. Il sole nelle nostre città, il mondo unito splende qui fra di noi, è un ideale che... Trasformiamo le armi in aratri, combattiamo l'odio, amiamoci tutti come fratelli e regnerà la pace. Ed ora, Erano questi alcuni versi di questo brano in lingua friulana. a nome dei Pesano pastori Miru. delle nostre 4 diocesi, prende la parola Monsignor Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine. Padre Beatissimo, ma a noi carissimo, a nome dei fratelli vescovi Vitale Bonmarco di Gorizia, Lorenzo Bellomi di Trieste, Sennen Corradi di Concordia Pordenone, l'ausiliare di Udine Pietro Prollo e mio personale, saluto e presento a vostra santità i giovani delle nostre 4 chiese sorelle. Vi presentiamo con gioia questi giovani, sapendo che essi occupano un posto privilegiato nel cuore del Papa. Anche loro lo sanno, lo sentono. Basta vedere come rispondono ai grandi appuntamenti che lei, Santo Padre, indice per la giornata mondiale della gioventù. Dio ha chiamato provvidenzialmente questi giovani a vivere alla soglia del 3° millennio in una regione ponte, dove da secoli si incontrano la civiltà e la cultura latina, germanica e slava. I giovani di questa regione sentono quindi urgente, esaltante, il formidabile appello di Dio all'unità, di cui si è fatta eco tante volte la santità vostra, perché l'Europa possa respirare con i 2 polmoni, finalmente, dell'est e dell'ovest. Hanno scoperto che soprattutto a loro, giovani di questa regione, insieme ai giovani delle vicine nazioni uscite dalla dura esperienza del socialismo reale, tocca l'arduo compito di costruire la nuova Europa, la quale, solo se riscopre le sue radici cristiane, sarà ancora faro di civiltà nel mondo. Sulle strade del mondo per cantare la vita. Sì, santità, essi vogliono cantare la vita,
la gioia e la voglia di vivere a tanti giovani loro amici, i quali, assetati di felicità, la stanno cercando in pozzi che non estinguono la sete del cuore. Li avremmo voluti tutti qui, con noi, presenti, per ascoltare quel grido che le è uscito dalla bocca e dal cuore fin dal primo giorno del suo pontificato. Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. Questi giovani le hanno spalancate. Giovanni Paolo II, caro fratello in Cristo e Vescovo di Roma, ti accogliamo a braccia aperte, noi, appartenenti alle 4 chiese sorelle della regione, Concordia Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine. Siamo gli eredi della comune Chiesa Madre di Aquileia e nella memoria di essa ci sforziamo di vivere sempre più la nostra unità. Sapremo essere nel nostro territorio e nei riguardi dei popoli confinanti fermento e segno di unità per la costruzione della nuova comune casa europea. Grazie per essere venuto in mezzo a noi e per averci ascoltato. Carissimi, il vostro sacerdote guida ha detto questa parola che si ripete molte volte. Ha detto momento di grazia. Questa parola che ho sentito tante volte, anche voi, mi ha colpito e mi ha condotto a una cosa non bella. Io voglio lasciare questo discorso preparato. Cosa vuol dire la grazia? La grazia vuol dire Dio che si comunica, che si apre, che si fa quasi comprensibile nella sua incomprensibilità, che si fa quasi visibile nella sua invisibilità, vuol dire che si comunica a un altro. Chi è questo altro? Questo altro è ciascuno di noi. Questa comunicazione di Dio, grazia, ha un suo vertice, una sua pienezza, e questa pienezza si chiama Gesù Cristo. Il momento di grazia è un momento lungo, è un momento diversificato, è un momento ricchissimo di tanti momenti, di tanti diversi momenti. Questo momento oggi, quando siamo così insieme a Udine, nella terra friulana, è un momento, tanto momento. Questo momento di grazia può essere capito, accettato, approfondito, ma può essere distrutto, ostacolato dalla libertà dell'uomo. Libertà dell'uomo che semplicemente dice io non voglio questa tua comunicazione, non voglio. Io sono autosufficiente, mi lasci. Io vi auguro di non dire questa parola brutta, mi lasci, di non dire, di non chiudersi.
dire questo altro, questo che diceva la Vergine. Fiat mihi secundum verbum tuum, fiat mihi secundum verbum tuum. Questo vuol dire accettare la comunicazione. Virginio Rognoni. Possiamo, mentre vediamo le immagini del Sacrario, riassumere qualche passo del discorso che Giovanni Paolo II ha voluto indirizzare alle diverse centinaia di generali, ufficiali, sottufficiali, soldati di tutte le armi e specialità che si erano dati appuntamento a Re di Puglia. Siate sempre autentici ministri della sicurezza e della libertà del vostro popolo. Adempite con rettitudine e spirito cristiano il vostro dovere. Cooperate attivamente a rendere stabile la pace nel mondo, proseguendo con generosità le missioni umanitarie di solidarietà internazionale a voi affidate. Sento in me una profonda commozione, ricordando il sacrificio di migliaia di giovani e le sofferenze causate dalla guerra. Giovanni Paolo II, concludendo, ha detto: mi inginocchio a pregare idealmente anche in tutti i luoghi del mondo che raccolgono i caduti di tutte le guerre e in particolare per quanti riposano nel vicino cimitero austro-ungarico. E allo stesso tempo il Santo Padre ha voluto raccogliere da loro, da questi caduti, un pressante invito alla pace, pace per ciascuna nazione, per l'Europa, per il mondo intero. E nel concludere ha lasciato la sua benedizione a quanti erano presenti, alle famiglie, ai cappellani militari che curano l'assistenza religiosa e assicurano la presenza della Chiesa. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Dunque Giovanni Paolo II torna a Roma. Era arrivato in Friuli Venezia Giulia giovedì 30 aprile, giovedì scorso, nel pomeriggio. Ha toccato tutte le diocesi, accompagnato naturalmente dai vescovi del luogo. Ha potuto incontrarsi con la cittadinanza, tanti bagni di folla, un grande entusiasmo attorno alla figura del Santo Padre, ma ha riservato anche degli spazi importanti per incontrarsi con gli amministratori, i politici della regione, il mondo del lavoro e dell'economia, il mondo della cultura, il mondo della sofferenza, come abbiamo sentito, la Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roia, ma anche il centro per fanciulli handicappati dell'Istituto La Nostra Famiglia. L'ultimo saluto Giovanni Paolo II lo ha ricevuto dalla folla proprio sotto l'aereo dell'aeronautica militare che doveva riportarlo a Roma alle 20:30, probabilmente avrà ritardato ma non di molto. I fazzolettoni degli scout, le uniformi, le ultime strette di mano, le ultime parole con Giovanni Paolo II da parte della gente di questa regione. Il Friuli Venezia Giulia nella sua storia era stato finora visitato soltanto da altri 3 papi. La visita più recente risale a 20 anni fa, quando Paolo VI venne ad Aquileia e a Udine per concludere il 22esimo congresso eucaristico nazionale. Le altre 2 visite invece dobbiamo tornare molto indietro nel tempo per ricordarle. Nel XVIII secolo Pio VI, al secolo Gianangelo Braschi da Cesena, transitò per il Friuli nel viaggio di andata alla corte imperiale di Vienna. In precedenza, addirittura nel 1409, era venuto in Friuli Gregorio XII, ovvero Angelo Correr.
Ecco il saluto con l'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, con l'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Don Marco, con l'arcivescovo di Pordenone, Sennen Corà, e infine con Monsignor Pietro Brollo, vicario ausiliare della diocesi di Udine. La scaletta porta Giovanni Paolo II sull'aereo dell'aeronautica militare. Un ultimo cenno probabilmente, eccolo.